Stamattina abbiamo arrestato il Mummia. Conosciuto a Mestre e dintorni col nome d'arte de Il Mummia, il 34enne della Sierra Leone, ammanettato dalla polizia locale di Venezia, è dal 2017 un assiduo frequentatore delle cronache giudiziarie locali, con una sfilza di arresti che svariano dallo spaccio di stupefacenti alla resistenza pubblica ufficiale, dalle percosse, molestie e disturbo alle persone al danneggiamento aggravato. Il Mummia ora aveva rivolto il suo interesse alle auto in sosta nei pressi del Parco Albanesi a Carpenedo. Allora, che c'è gente che si alza alle 4 di mattina per andare a lavorare, la maggior parte per fortuna degli italiani, no? Lo dico a loro, mi rivolgo a loro. E il Mummia si alza alle 4 di mattina e va a spaccare i veri delle macchine. E stavolta ho detto, te che metti sotto 4 uomini in borghese, e abbiamo aspettato, sono stati tutta la notte a aspettare che si alzasse il Mummia. Si è alzato, da spaccare il martello, da spaccare le macchine, ora abbiamo arrestato. La notizia è che questa volta, siccome abbiamo filmato tutto, avevamo una struttura incredibile, perché non sia nulla fatto al caso, me lo hanno concesso l'arresto, è dentro. A giudizio per direttissima, il Mummia è stato condannato a 9 mesi di carcere con divieto di dimora nel territorio comunale di Venezia. Dopo tanti danni che ha fatto intorno a Bissuola, ma si sapeva, sputa addosso alle donne, che dice su strage, io la sarà dentro. Quell'altro che si mette, si denuda su un pullman, se dopo scampa, questa roba qua non può passare. No tolleranza zero, tolleranza 0-0. Ho in mente di proporre altri modelli ulteriori proprio per affrontare il disagio sociale, ma non c'è dubbio che il primo problema essenziale sono le norme sulle leggi che abbiamo chiesto più volte, abbiamo fatto anche degli emendamenti in Parlamento, perché venga concesso il potere penale al giudice di pace, fino a 10 giorni di cella, 10 giorni, fino a 10 giorni. All'estero c'è già, non è una novità che mi sono inventata io.